Le bandiere a mezz'asta, il drappo nero a lutto. Casale di Scodosia sabato mattina si è svegliato con una notizia che ha scioccato tutti gli abitanti del piccolo paese della Bassa Padovana. Il sindaco Stefano Farinazzo, 48 anni, si è suicidato. Il corpo senza vita del primo cittadino è stato rinvenuto dalla madre con cui da qualche tempo era tornato a vivere. Secondo una prima ricostruzione, Farinazzo si sarebbe impiccato nel bagno. Vani tutti i tentativi di rianimarlo. All'arrivo dei soccorsi era già morto. La famiglia disperata si è chiusa nel dolore. Il primo cittadino lascia 2 figli piccoli e un'intera comunità che lo stimava. Nessuno immaginava qualcosa del genere. Che persona era, sì? Mi spiace, gentilissima, si dava da fare. Più che un sindaco era un amico di tutti e penso che Casali, insomma, abbia perso un grande sindaco. Sono rimasto un attimino sotto shock, però sa, certe volte non sa mai cosa succede dentro le persone. Lui Mari lo vede da fuori che è molto disponibile, una cara persona, però dentro se stesso magari non viveva bene. Stefano Farinazzo, commercialista, leader di una civica ma da sempre simpatizzante della Lega, era stato rieletto lo scorso giugno. Unico candidato, era ritornato alla guida perché era stato raggiunto il quorum con il 66,97% dei cittadini che si erano recati alle urne. Qualcosa, un commento, siete scioccati? Al bar davanti al municipio, dove si vedeva spesso per bere un caffè, regna lo sconcerto. Siamo sgomenti, addolorati, non sappiamo cosa dire, signorina. La notizia è tremenda e veramente non so proprio, ma è una tragedia. Il vice sindaco Marcello Marchioro, raggiunto dalla notizia mentre era al lavoro, è corso in comune. Sconvolto, nulla lasciava presagire la tragedia. Farinazzo pare non abbia lasciato alcun biglietto, il gesto estremo legato quasi sicuramente a motivi personali. Non riusciamo ancora a capire cosa può essere successo, cosa gli è passato per la testa. Io personalmente essendo vice sindaco, però diciamo che le cose personali erano abbastanza fuori dal comune. I carabinieri sono intervenuti nella casa della madre di Farinazzo per i rilievi. Nelle prossime ore verrà decisa la data dei funerali. In quell'occasione sarà proclamato lutto cittadino.